Sono in 105, vengono da tutto il mondo e sognano una carriera nella lirica. Si è aperto ufficialmente il 52esimo concorso per cantanti lirici under 35 intitolato alla grande Toti Dal Monte, indimenticata interprete veneta al Teatro Mario dal Monaco, omaggiata per l'occasione dalle vetriniste del Treviso Comics Book Festival. I fiori, che sono il leitmotiv del concorso, saranno in esposizione in tutte le vetrine di Corso del Popolo, mentre nel foyer del teatro ecco il salotto di Violetta, allestimento di alcuni elementi di scena della Traviata andata in scena nel 2018. A dirigere la giuria è il sovrintendente della Fenice Nicola Colabianchi, insieme al direttore Stefano Canazza, che ricorda che l'arte unisce e non divide. In questo momento la musica unisce i popoli, come è una testimonianza anche questa in questo momento così particolare e difficile che stiamo vivendo. Quindi la musica aiuta e anche questo concorso, come vedete, non ha confini. Si conferma quindi Treviso città della lirica, città e teatro importante al mondo, perché in questa maniera, attraverso il concorso, si parla di Treviso, oltre che per la lirica, anche per tutte le eccellenze che Treviso rappresenta. Quindi il teatro è un volano di informazioni e di unione e di rappresentanza anche nel mondo. La giuria ascolterà tutti i cantanti entro un paio di giorni, promuoverà poi i vincitori alle semifinali per arrivare alla finalissima di sabato, giorno in cui dalle 17 si apriranno le porte anche per il pubblico, che potrà assistere alle fasi conclusive e all'assegnazione dei ruoli che per qualcuno valgono già una carriera. Chi vince, infatti, sarà scritturato per 4 repliche della Traviata nella stagione autunnale.